Sono Stefania Zattarin, presidente del gruppo Imprenditoria Femminile di Confindustria Veneto Est. Anch'io sono un'imprenditrice nel settore metalmeccanico del nostro territorio. Ho accettato questo incarico perché conosco le aziende che rappresentano Confindustria Veneto Est. Il 90% sono piccole e medie imprese che, come la mia, hanno vissuto un passaggio generazionale da padre in figlia. Moltissime infatti sono le imprese che stanno attraversando questo cambiamento e quindi abbiamo deciso di sostenere in modo tale da garantire lo sviluppo economico e strategico del nostro territorio queste aziende. Sono qui in questa storica e importante realtà del nostro territorio, Antincendi Marghera, in cui nel 1987 ha visto entrare in azienda a pieno titolo Barbara Bergamaschi, un'imprenditrice che in questi anni ha maturato una competenza e delle qualità come leader che l'hanno veramente apprezzata sul territorio e anche dai collaboratori e dai colleghi. Questo perché è davvero importante innanzitutto fornire degli esempi e dei modelli di imprenditoria femminile che possano incoraggiare le nostre amiche, le nostre socie ad avere uguali competenze, a maturare una esperienza che possa dare sicurezza e arricchire. Questo perché essere comunque leader all'interno di un'azienda ci porta a conoscere innanzitutto quelle che sono le peculiarità delle nostre aziende, le caratteristiche. È importantissimo avere una competenza ovviamente che ci porta a renderci sicure del lavoro che noi andremo a svolgere, una competenza tecnica, una competenza scientifica, ma è anche importante esprimere una propria unicità, un proprio talento, quello che noi sentiamo dentro senza emulare un esempio degli altri. Barbara è un'imprenditrice e lei ha capito da subito questo, mettendo a proprio agio dipendenti e collaboratori, portandoli poi al successo e al vero cambiamento che questa azienda ha attraversato in questi anni dall'87 ad oggi, affrontando sfide importanti che l'hanno sicuramente arricchita. Oggi, dal 2020, fa parte di questa bellissima realtà anche la figlia Giorgia, che è entrata con tantissime idee e nuove competenze e che sta portando un contributo davvero importante. Questi sono esempi di cui Confindustria Veneto Est e le nostre imprenditrici hanno davvero bisogno, perché offrire dei modelli di esempio, dei modelli con cui confrontarsi e con cui capire che la propria unicità accompagnata da competenze possono veramente aiutarci a prendere in mano le nostre aziende, renderle competitive all'interno del nostro territorio e soprattutto dare anche un valore in più, aggiungere quella particolarità, quella autenticità di cui poi il nostro territorio ne ha veramente bisogno, perché il Veneto, come le nostre aziende, hanno una unicità che deve essere fortemente sostenuta.